12 sono pochi e poi neanche una foto con il sangue. Più tardi si scuserà il 28enne marocchino che vive e lavora in Polesine, molto attivo su Facebook. Dirà che si riferiva all'aspetto mediatico dei massacri di Parigi, ma intanto le sue frasi postate nei giorni scorsi hanno avuto diversi like e fanno venire i brividi, dopo che la voce di Rovigo le ha scoperte. L'uomo è sposato e ha una figlia, sua moglie dice non porta il velo, la bambina va a scuola dalle suore, nulla a che vedere coi terroristi, ma dure accuse contro gli occidentali e toni polemici coi leghisti, quelli abbondano sulla sua pagina Facebook. Il marocchino è un giocatore di calcio piuttosto noto e dura è la reazione della Stientese, la sua squadra di prima categoria che ha deciso di lasciarlo a casa. Una nota ufficiale e il calciatore è sospeso, oltre ad essere stato attentamente sentito dalla Digos. Leggerezza o sostegno alla jihad? Se questo caso verrà in qualche modo chiarito, indagini ferree vertono intanto su centinaia di post molto più violenti pubblicati su siti o da indirizzi web che vengono accuratamente monitorati da Digos e Polizia Postale, anche in Veneto. La preoccupazione verte soprattutto sui possibili interlocutori del fondamentalismo via web. Potenzialmente infiniti e potenzialmente anche indifesi. Vi potrebbero essere dei cani sciolti, soprattutto tra i giovani, tra i delusi, i cosiddetti terroristi della seconda generazione. Ovvero sia, i giovani musulmani nati in Italia. E che hanno un'estremizzazione della loro ideologia verso il fondamentalismo per un percorso interiore di non accettazione della società nella quale vivono. In questo senso il messaggio veicolato attraverso internet può essere davvero insidioso.